Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti, ma partiamo dai titoli. L'Istituto Superiore di Sanità invia il risultato del paziente di Cetraro, risultato positivo al test sul coronavirus. I NAS dei Carabinieri hanno rintracciato i 19 passeggeri che hanno viaggiato in autobus da Milano a Cetraro con l'uomo risultato positivo al test coronavirus. Sono stati posti in isolamento volontario. Niente voli per Roma e Milano da Lamezia e Reggio, l'Alitalia ne ha cancellati 6. Il sindaco di Fagnano, Giulio Tarsitano, sta meditando di dimettersi dall'incarico di primo cittadino in risposta alle decisioni assunte dalla prefettura di Cosenza. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha presentato denuncia alla polizia per le minacce ricevute su Facebook. È stato arrestato dalla polizia il giovane che il 13 febbraio scorso gambizzò un 28enne in Piazza Europa a Cosenza. Ancora buonasera, benvenuti da Anna Franchino. L'avete visto dai titoli in apertura, il coronavirus positivo, il paziente di Cetraro. L'Istituto Superiore di Sanità ha inviato i risultati proprio del paziente risultato positivo al test sul coronavirus. Nel tardo pomeriggio di oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato l'esito del test, così come riscontrato ieri sera dall'esame effettuato dall'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. L'uomo giunto da Casal Pusterlengo a Cetraro è il primo caso di Covid-19 in Calabria. Adesso rimarrà in quarantena e solo dopo verrà effettuato di nuovo il test perché il paziente risulterebbe asintomatico. Nella giornata di lunedì verrà espletato lo stesso esame alla moglie del 70enne. I sanitari dell'Annunziata non hanno ritenuto che vi siano le condizioni per espletarlo in forma urgente. Ciò che emerge è che il test fatto a Cosenza dal dirigente medico Cristina Giraldi ha trovato puntuale conferma dall'Istituto Superiore di Sanità. Il risultato positivo al primo tampone sul Covid-19, un difetto di comunicazione però nella lettura del test ha ingenerato una serie di confusione. La virologa invece dell'Annunziata, Cristina Giraldi, ricostruisce la vicenda. Nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'Annunziata di Cosenza si sta eseguendo uno dei test molecolari per la ricerca del coronavirus del SARS-CoV-2. È così che nella giornata di ieri è emersa la positività del campione prelevato dal paziente giunto a Cetraro dall'Odigiano. L'equipe della dottoressa Cristina Giraldi ha seguito le istruzioni assegnate dalle linee guida ministeriali, inviando i tamponi faringeo-nasali all'Istituto Superiore della Sanità per il controllo di verifica obbligatorio. La positività ovviamente di questo test, come sempre da linee guida del Ministero, deve essere confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi il campione è partito alle ore 18:30 di ieri, abbiamo chiamato questa mattina e il campione è arrivato e lo stanno processando. Ma come mai si è creato un equivoco sulle risultanze del test? L'errore probabilmente è stato quello di interpretare un risultato banale di laboratorio, e questo me ne dispiace molto, perché il referto, così come è stato pubblicato, ovviamente non perché l'abbiamo dato noi, perché queste cose non dovrebbero essere pubblicate, ma su certi giornali c'è il referto che noi abbiamo dato. Quindi noi abbiamo scritto ricerca molecolare del nuovo coronavirus, il risultato è sotto il risultato positivo per tutte e tre le regioni, perché poi c'era una nota esplicativa di sotto, e poi valori di riferimento negativi. Ma negativo sono i valori di riferimento che ovviamente ci sono in tutte le analisi di laboratorio, quindi probabilmente è stata questa l'interpretazione, perché altrimenti io non mi so spiegare questo cancan mediatico che mi è molto dispiaciuto. L'esito delle controanalisi dell'IS potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Non mancano i casi in cui dall'Istituto Superiore della Sanità sono giunti responsi di negatività rispetto a una prima risposta positiva. Essendo test elaborati da poco, hanno forse qualche problema, pur noi avendo uno dei test migliori che c'è attualmente sul commercio, hanno qualche problema di specificità. Per questo l'Istituto Superiore di Sanità, finché e il Ministero, finché
tutte queste aziende che producono questo test non hanno una validazione europea, in caso di test positivo noi abbiamo l'obbligo della conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, che non è vero che ha confermato tutti i campioni positivi che sono stati inviati. Se così non fosse, può essere considerato un dato positivo il fatto che il paziente in questione sia sintomatico. C'è un gruppo di lavoro del Ministero che è costituito dai massimi esperti in malattie infettive e in virologia, che hanno appena pubblicato una direttiva da parte del Ministero, è di ieri, in cui dicono che il soggetto asintomatico ma con infezione da nuovo coronavirus è un soggetto che ha una bassa o bassissima contagiosità. Ma ricostruiamo come si è arrivati alla positività del primo tampone attraverso vari passaggi messi insieme dalla collega Rosalba Baldino. Sull'ospedale di Cetraro l'attenzione di tutta la Calabria è qui che il 70enne, caso sospetto di coronavirus, trapiantato di cuore, fa la dialisi e il direttore sanitario del nosocomio della città del Tirreno a ricostruire gli spostamenti dell'uomo. Vive nel Lodigiano e fa la dialisi a Casal Pusterlengo. Si è messo in autobus sabato sera insieme alla moglie e domenica mattina è arrivato a Cetraro e aveva fatto richiesta 20 giorni prima per poter dializzare. I colleghi di Casal Pusterlengo si sono limitati soltanto a sconsigliarlo di partire. La figlia l'ha sconsigliato fino all'ultimo momento di partire da Casal Pusterlengo, da quella zona là. Il direttore sanitario ai nostri microfoni racconta la difficoltà di segnalare il caso alle istituzioni. Quando è chiamato in dialisi il lunedì mattina e il responsabile della dialisi mi ha chiamato, mi sono precipitato a Cosenza. A Cosenza ho partecipato a una prima riunione con il risk management, poi, siccome non eravamo capaci di individuare soluzioni, saputo che alla prefettura di Cosenza c'era una riunione con le massime autorità e ho raccontato, io sto facendo da stamattina il 1500 ed è sempre occupato, sto facendo il numero che la mia azienda sanitaria, avendo costituito una task force, ha pubblicato. E o non mi risponde nessuno oppure risulta sempre occupato. Addirittura ho fatto un messaggio a questa task force dicendo: chiamatemi immediatamente che ho un'emergenza, sono il direttore sanitario dello SPOC Cetraro Paolo. Dopo 5 ore ancora non ho avuto risposta, non mi ha chiamato nessuno. Intanto in ospedale operatori protetti e precauzioni per garantire il servizio. E noi ci siamo trovati di fronte al problema. Che facciamo? Non gli facciamo fare la dialisi e questo muore. Oppure lo facciamo dializzare? Ci siamo inventati un'entrata diversa, una stanza chiaramente diversa e abbiamo fatto 2 dialisi. Il primo kit che ci hanno mandato, che ci hanno portato, non era uno idoneo per poter eseguire l'esame, tant'è che noi l'abbiamo mandato a Cosenza dopo averlo fatto e si dice no, non è questo. Abbiamo richiamato il 118, finalmente ieri ci hanno mandato il kit giusto. Abbiamo fatto i prelievi, abbiamo fatto il tampone e lo abbiamo rimandato a Cosenza. Ora le istituzioni sanitarie regionali fanno sapere che i NAS hanno rintracciato 16 dei passeggeri del pullman più i 2 autisti su cui ha viaggiato il pensionato, persone che sono state messe in quarantena, isolamento volontario. Va ricordato infine che il paziente dializzato al momento è asintomatico. E parliamo ancora delle misure predisposte per arginare le infezioni da coronavirus. A Castrovillari è stata montata dai volontari della Protezione Civile una tensostruttura davanti l'ospedale, ma i sanitari del nosocomio chiedono il potenziamento, manca personale, dicono. Montata all'esterno dell'ospedale di Castrovillari questa mattina dai volontari della Protezione Civile la tenda del triage prevista dal piano sanitario regionale per contenere i rischi di contagio del coronavirus, una sorta di avamposto per i pronto soccorso. L'ASP ha fatto montare delle tende in tutta la
le strutture sanitarie della Calabria, quindi sicuramente prenderà pure provvedimenti per quanto riguarda il personale e l'attrezzatura da mettere all'interno della tenda. Solamente per precauzione che è stato fatto un accordo tra l'ASP e la Protezione Civile per il montaggio di queste tende. La tentostruttura sarà gestita dalla Protezione Civile in collaborazione con il presidio sanitario che deve essere potenziato, il personale del pronto soccorso che dovrebbe gestire il nuovo servizio è carente. Parte dunque dalla città del Pollino l'appello all'ASP per l'assunzione di nuovo personale. Il coronavirus si ripercuote anche sui viaggi, niente voli per Roma e Milano da Lamezia e Reggio. L'Alitalia ne ha cancellati 6. La paura del coronavirus incide anche sugli spostamenti delle persone, limita i viaggi e i trasporti e basta anche una semplice influenza i cui sintomi sono simili a quelli del Covid-19 per far scattare le misure di contenimento, come è accaduto ad alcuni croceristi calabresi rimasti bloccati su una nave nel Mar dei Caraibi proprio perché a bordo qualcuno si era beccato l'influenza stagionale e così per 5 giorni i passeggeri sono rimasti in ostaggio di una psicosi, ma in questo periodo in cui c'è il timore dell'infezione da coronavirus non è semplice spostarsi in aereo dalla Calabria. La paura infatti blocca anche i voli. Guardate la situazione che si registra all'aeroporto di Lamezia Terme. Lo scalo è deserto, nessuno in coda per il check-in, pochissimi passeggeri e diversi voli cancellati. È la SACAL ad annunciare che l'emergenza coronavirus in Italia sta spingendo alcune compagnie aeree a cancellare o diminuire i voli da e per le maggiori città italiane per contenere la diffusione del virus e anche gli aeroporti calabresi interessati dalla cancellazione di alcuni voli, anche a causa della sensibile riduzione delle prenotazioni. E Alitalia ha cancellato alcuni collegamenti degli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria a partire dal prossimo 9 marzo e fino al 28 dello stesso mese. Nel dettaglio si tratta del volo Lamezia-Roma delle 15:30, del Roma-Lamezia delle 13:25, della Lamezia-Milano delle 6 e del Milano-Linate-Lamezia delle 22. Cancellate anche i voli dal Tito Minniti che riguardano il Milano-Reggio delle 13:35 e il Reggio Calabria-Milano delle 16. Il sindaco di Fagnano Giulio Tarsitano sta meditando di dimettersi dall'incarico di primo cittadino in risposta alle decisioni assunte dalla prefettura di Cosenza sempre al riguardo. Il prefetto di Cosenza annulla l'ordinanza emessa dal sindaco di Fagnano Castello Giulio Tarsitano e il primo cittadino minaccia di lasciare. Vorrei dimettermi perché sono mortificato, amareggiato, deluso, scoraggiato. Ma cosa c'era scritto nell'ordinanza? C'era scritto che nel mio territorio comunale non possono fare ingresso coloro che provengono dagli 11 comuni della zona rossa. A costoro io ho ordinato di non fare ingresso sul territorio del mio comune. Io ho fatto quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto. Non vedo dove sta la mia illegittimità. Ecco perché sono mortificato. Il sindaco difende la scelta a tutela, dice, dei cittadini. Il coronavirus fa paura, fondamentale la prevenzione. In questo marasma del sistema sanitario calabrese, dove si muore ancora di parto, dove non ci sono medici, infermieri, non ci sono strutture adeguate ad fronteggiare un'eventuale emergenza, e questo lo dice il direttore generale del Ministero della Salute. Un sindaco si pone il problema di tutelare la propria incolumità e poi viene l'incolumità pubblica, e poi viene censurato dal prefetto. Onestamente mi fa meditare sul da farsi. No, ne vale la pena? Credo proprio di no, continuare. Parliamo adesso di un'altra vicenda che riguarda il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che ha presentato una denuncia alla polizia per le minacce ricevute su Facebook. Si è recato al commissariato di polizia di Corigliano Rossano il sindaco Flavio Stasi per aver subito minacce di morte attraverso i social da una persona già nota alle forze dell'ordine, poi rimosso, nel quale si esplicitavano chiare minacce nei confronti del primo cittadino. La questione, ha detto Stasi, non è personale, ma è un attacco alle istituzioni. C'è stato questo messaggio che mi è stato segnalato da molti conoscenti, che poi è stato anche oggetto di articoli di stampa, ma io non sono, turbato dal punto di vista personale. Penso che sia importante però
rimarcare ancora una volta, come sto provando a fare spesso, il rispetto delle istituzioni e questa mancanza di rispetto, di riconoscimento, di autorevolezza nei confronti delle istituzioni è uno dei problemi della nostra terra, a mio avviso. È importante che si dica con chiarezza che la criminalità è in generale è una zavorra per questo territorio, per questa città, e che c'è bisogno di relazioni civili, c'è bisogno di rispetto per le istituzioni. Dalla prossima settimana il porto di Gioia Tauro aprirà il suo canale all'ingresso di navi ultra large. Per il porto di Gioia Tauro sembra vicina una svolta importante, non solo in termini di traffico in entrata e in uscita. Dalla prossima settimana, infatti, l'infrastruttura più importante del Mediterraneo aprirà il suo canale all'ingresso di navi ultra large. Ci si riferisce ad una lunghezza, tanto per intenderci, di 400 metri, anche nelle ore notturne. L'UB sarà dunque attiva 24 ore su 24. Il commissario straordinario Andrea Agostinelli e il suo team hanno deciso l'installazione di un sistema di rilevamento e gestione dei dati che consentirà il monitoraggio della corrente, dell'altezza delle onde, della marea e dei dati relativi alla situazione meteorologica. Lungo il canale portuale sono state infatti installate 3 cabine. Si consentirà così una situazione di costante sicurezza nella fase di ingresso delle navi definite giganti del mare. Il risvolto economico c'è ed è consistente, perché l'arrivo di navi nel corso delle 24 ore manterrà una costante media di produttività, annullando quasi del tutto i cali di intensità del traffico che in una situazione diversa sono sì fisiologici e legati anche ad una situazione di mercato globale, ma diminuiscono inevitabilmente i proventi. E adesso parliamo di cronaca, perché è stato arrestato il presunto autore della gambizzazione avvenuta a Cosenza il 13 febbraio scorso. Si tratta di un 22enne pregiudicato. Il 13 febbraio scorso a Cosenza, nella centralissima Piazza Europa, un 28enne di origini albanesi venne colpito alle gambe da diversi colpi di arma da fuoco. Quel giorno venne avvicinato da un'auto. La persona a bordo sparò con una pistola calibro 7,65, allontanandosi subito dopo. Il 28enne venne soccorso e trasportato in ospedale. Riportò lesioni guaribili in 40 giorni. Le indagini avviate dalla polizia e coordinate dalla procura di Cosenza hanno consentito in poco tempo di individuare il presunto autore della gambizzazione. Si tratta di un 22enne pregiudicato che era stato deferito per lesioni gravissime e porto illegale di arma in luogo pubblico, che oggi è stato arrestato. Eccolo mentre lascia la questura per essere accompagnato nel carcere di Cosenza. Nel corso di una perquisizione domiciliare a casa del 22enne, inoltre, i poliziotti hanno anche sequestrato 7 grammi di marijuana, materiale utile al confezionamento della droga, e un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente del tipo hashish. Adesso vi mostriamo un grande tasso che è stato ritrovato investito e agonizzante da alcuni cittadini in località Fiego di Cosenza. La centrale operativa della Polizia Municipale di Cosenza, intorno alle 10:30, è stata allertata proprio da questi cittadini per il ritrovamento su strada di un tasso adulto investito da un automobilista che poi si è dato alla fuga. È stato avvisato il nucleo decoro urbano e il suo responsabile. È stata allertata anche la macchina dei soccorsi, che, considerato il particolare animale selvatico, non è riuscita a intervenire. Poi il tasso è stato trasportato con urgenza presso la clinica veterinaria VetLife di Cosenza per le prime cure salvavita, riportando un trauma cranico e una mandibolare, con perdita copiosa di sangue sull'asfalto. I medici veterinari si stanno prendendo cura proprio dell'animale. Seguiremo la vicenda, vi daremo ulteriori notizie nel corso dei nostri telegiornali. Intanto sono in corso alcune indagini per risalire al conducente dell'autovettura, che si sarebbe reso responsabile comunque di omissione di soccorso. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
2 persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Vibo a Tropea. Un'auto in transito sull'arteria per cause in corso di accertamento si sarebbe ribaltata più volte. Immediato l'intervento dei soccorsi con 2 elicotteri del SUEM 118 inviati da Lamezia e un'ambulanza della centrale operativa di Vibo. Secondo le prime informazioni raccolte, gli occupanti del veicolo, uno dei quali è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, avrebbero riportato gravi traumi. Paura, ma nessuna conseguenza per le persone a causa di un incendio sulle cui origini sono in corso accertamenti, scoppiato nella tarda serata in un palazzo di Limbadi. Le fiamme hanno riguardato l'attico dell'edificio ubicato nella frazione Badia della cittadina del Vibonese. Il rogo dell'ultimo piano si è propagato costringendo gli inquilini dell'appartamento e gli altri residenti ad abbandonare in fretta lo stabile in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno operato sul posto con 3 squadre provenienti da Vibo. L'incendio ha provocato seri danni. Ha tentato di strappare la borsa ad una donna per poi colpirla al volto e impossessarsi del cellulare che aveva in mano, dopodiché si è allontanato. Un cittadino extracomunitario di 39 anni di nazionalità marocchina è stato fermato e poi arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della questura di Reggio Calabria con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo è stato individuato e immediatamente bloccato, poi è risultato privo di documenti di identità e presente in Italia in posizione irregolare. E sono 9 milioni di euro per i danni del maltempo dello scorso dicembre stanziati dal governo per la Calabria. 9 milioni di euro sono stati stanziati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giuseppe Conte per lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con uno stanziamento a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Una decisione importante, una risposta per quei territori messi in grave difficoltà dalle mareggiate dello scorso dicembre che avevano arrecato importanti danni alle infrastrutture, oltre che mettere in pericolo l'incolumità degli abitanti. Soddisfatti i primi cittadini, fra cui il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, e Fortunato Rosario Barone di Fiumefreddo Bruzio. Entrambi hanno accolto con soddisfazione la notizia. Magorno si fa portavoce dei colleghi e dice di aver incontrato personalmente il Premier Conte per sottoporre l'urgenza di questo provvedimento, il cui ottenimento è frutto anche della fondamentale mobilitazione dei sindaci che hanno seguito con grande attenzione l'evolversi di questa vicenda e si traduce per una parte importante della nostra regione di poter guardare con maggiore ottimismo alla prossima stagione turistica. Il prossimo passo, conclude Magorno, sarà la richiesta alla Protezione Civile di un'accelerazione sull'assegnazione dei fondi stanziati affinché possano essere subito utilizzati dai comuni per ripartire concretamente senza perdere tempo. Cambiamo ancora argomento. Il club dei giovani soci della BCC Mediocrati ha eletto il nuovo presidente, si tratta di Stefania Chimenti. Si è svolta nella sala De Cardona della BCC Mediocrati l'assemblea elettiva del club dei giovani soci che ha rinnovato il consiglio direttivo e la presidenza. Alla guida dell'attivissimo club è stata chiamata Stefania Chimenti. Un rapporto più stretto con il territorio per riuscire a coordinare la rete non solo locale ma anche regionale e nazionale, quindi sfruttare il canale del Comitato di Coordinamento Nazionale dei Giovani Soci e il tutto condito da una buona dose di cooperazione che è importante alimentare quotidianamente nella singola persona e anche nel gruppo in sé, quindi nella sua totalità. Nel corso dell'assemblea presentati anche la relazione di fine anno e il bilancio economico e sociale 2019. Il presidente della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati ha espresso tutto il suo plauso all'operato del club dei giovani soci. È un club che si dà molto da fare, ha partecipato organizzando il forum dei giovani soci nazionale qui a Cosenza, ha avuto un grande successo e una risonanza nazionale, veramente bravi. Ha un budget che il Consiglio di amministrazione della banca delibera annualmente su loro richiesta e proposta e quindi il Consiglio dà fiducia a questi giovani per operare
nel territorio come fa la banca. Parliamo adesso di calcio di Serie B, partiamo dal pari di questo pomeriggio del Cosenza in trasferta a porte chiuse a Venezia. Bene ma non benissimo, parafrasando le parole di una canzone in voga nelle nuove generazioni, il Cosenza nel silenzio del penso conquista un punticino che smuove di poco la classifica con i lupi fermi in terzultima posizione a 3 lunghezze dalla Cremonese. Una buona prestazione dell'11 di Pillon, in formazione rimaneggiata contro il Venezia, orfano di Riviere e Asensio in attacco. La gara si gioca sul filo dell'equilibrio con entrambe le squadre che costruiscono poco, soprattutto nei minuti iniziali. Poi prima Carretta e poi Maciaccio provano a dar fastidio all'estremo difensore lagunare che risponde senza problemi. Nel tentativo di Maciaccio invece è Casale ad opporsi con il corpo. Al 36esimo invece è il palo colpito da Carretta a spegnere le speranze degli ospiti. Cross dal fondo di Casasola, destro di Carretta che Pomini contiene con l'aiuto del legno. Gol sbagliato, gol subito e al 38esimo il Venezia firma il sorpasso con Longo che anticipa tutti e col destro a 2 passi dalla porta batte Perina. Nella ripresa il Cosenza prova a raddrizzare la gara trovando gli spiragli giusti ma fatica e non poco e dopo un presunto fallo di mano in area di rigore protesta la panchina rossoblù e il direttore di gara manda negli spogliatoi il tecnico Pillon. I lupi si riorganizzano e allora al 61esimo trovano la rete del pari con Zinedine Maciaccio, poi dopo la girandola di cambi il risultato scivola via fino al triplice fischio, 4 punti in 3 gare, il Cosenza ha ancora qualche chance ma deve provarci a partire dalla sfida di martedì sera al Marulla con il Cittadella. Nell'anticipo di ieri sera invece il Crotone si aggiudica la gara con la Virtus Entella. Aggancio al secondo posto riuscito per il Crotone in attesa degli altri risultati, ma l'esame Entella è stato brillantemente superato. I calabresi di Stroppa battono i liguri nel silenzio dello stadio a porte chiuse, il primo di un weekend anomalo per il calcio italiano. Al 10° i rossoblù sono già avanti, azione di Molina, Armenteros arriva al rimorchio e realizza il gol del vantaggio, confermandosi l'acquisto più che azzeccato. Le occasioni liguri sono per Schenetti, che mira alto, e Morra, con una conclusione respinta da Marrone. Nella ripresa i rossoblù si fanno vivi con il solito Messias e Simi, che ha diverse occasioni per raddoppiare, mentre Schenetti si mette in mostra tra i padroni di casa. A 7 minuti dalla fine, l'episodio che fa scattare in avanti gli ospiti, Molina raggiunge il fondo, Simi di testa, gira in porta per lo 0-2. Nel recupero fallo di Mazzitelli già ammonito su crociata, l'Entella chiude così in 10, eppure salva l'onore allo scadere con la punizione di Crialese per lo stacco poderoso di Pellizzer, che lascia solo l'amarezza alla squadra di Boscaglia. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Generale miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore, grazie al ritorno dell'alta pressione che determinerà inoltre un deciso aumento delle temperature. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature in aumento e ben sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari generalmente molto mossi, eccetto il golfo di Corigliano che sotto costa risulterà poco mosso, con ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend. Arrivederci.